Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. La colonna veneziana, non ancora marciana perché manca il leone di San Marco, è ritornata nella città murata di Montagnana, ma non nel luogo che storicamente le spettava, ovvero in Piazza Maggiore, attualmente Piazza Vittorio Emanuele II, bensì nella Piazzetta dei Grani, sul retro del bar Caffè Loggia. A trarla da un abbandono centenario, ultimamente era spezzata in 3 pezzi sul cortile della Rocca degli Alberi, è stata la volontà e la determinazione dell'assessore alla cultura, al turismo e soprattutto all'identità veneta Andrea Draghi. La colonna venne posizionata in Piazza Maggiore, in Piazza Grande e Montagnana nel 1405, però poi si decise di sostituirla con la statua di Savoia. Vari sono stati i tentativi di ripristinare la colonna, quindi torniamo indietro percorrendo una storia di 150 anni. Molte sono state le discussioni, molti sono stati gli interventi sia a livello di popolo, a livello di centri culturali, a livello di consigli comunali, ma mai si riuscì ad arrivare in fondo a quest'opera. Il fatto di posizionarla al centro di Piazza Grande certo sarebbe stata la sua collocazione migliore, però viva di oggi come oggi le trasformazioni e i processi di carattere storico ci hanno portato ad un'altra realtà. Io stesso proposi questa soluzione, però mi sono trovato di fronte a dei pareri discordi, a anche delle giustificazioni alle volte anche sensate, che mi hanno posto dei paletti e degli ostacoli che sarebbero stati insormontabili. La stessa sovrintendenza, che io ringrazio infinitamente per aver condiviso questo ripristino, mi fece notare che la cosa non era di così facile attuazione e che avrebbe potuto creare veramente dei problemi. Quindi abbiamo cercato di trovare una soluzione per poterla ugualmente renderla disponibile agli occhi della città e dei cittadini e di turisti tutti quanti nel suo splendore e nella sua magnificenza. Abbiamo con noi anche il restauratore Gian Daniele Pauletto della Verde Veronese di Montagnana. Gli chiediamo quanto l'ha impegnato il restauro e in che condizioni era la colonna. Le condizioni erano quelle di un manufatto che è stato dal 1882 al 2010 in un deposito comunale, quindi in condizioni conservative disastrose. Diciamo che la qualità del materiale è tale che fortunatamente non c'era pregiudizio per la colonna. Dovete immaginare che per almeno 50 anni è stato in uno dei depositi comunali dove veniva anche raccolta la nettezza urbana, e alcune scottature presenti sulla superficie del marmo si debbono proprio ai roghi che venivano fatti proprio per smaltire a fine secolo, ai primi del Novecento, la nettezza urbana. Fortuna vuole che sia marmo e non pietra tenera, e quindi marmo di eccellente qualità, è un verdello, è un marmo veronese. Al di là delle scheggiature e di qualche lacuna, dal punto di vista litologico non ne ha risentito, e per il resto la vedete, insomma, ha riacquistato un colore che è quello originale, la scansione giallo-bianca, e quindi denota una qualità intrinseca, insomma, molto buona. Parte del lavoro strutturale poi l'abbiamo fatto qui, quindi i carotaggi, quindi noi con il foro di carotaggio ci siamo fatti il sedime per poi inserire una protesi di acciaio che è lo scheletro della colonna e che va a raggiungere il plinto armato di basamento. Attualmente il monumento ha anche una garanzia antisismica, cosa che prima era semplicemente appoggiato un pezzo sull'altro. Insomma, si è trattato di recuperare da un glorioso passato e di valorizzare il monumento che è stato ed ancora si può ritenere il simbolo di un'era gloriosa della città murata. A mancare è ancora il leone, ma presto, pensiamo, si ritroverà e tornerà sul capitello della colonna.